Benvenuti a questa nuova puntata di Parola al Vento. Oggi siamo qui con Massimo Barilla. Buongiorno. Massimo, raccontaci un po' chi sei per chi non ti conosce. Chi sono? Sono, sono principalmente un drammaturgo e un regista teatrale, lavoro da 20 anni con la mia compagnia Maracuma Teatro, ma accanto a questo lavoro di drammaturgia sotterraneo, insomma, c'è sempre stato in questi anni anche un lavoro di scrittura poetica che io ho tenuto nel cassetto non considerandola forse per come meritava fino adesso, poi un po' costretto da amici e da altri poeti che conoscevano un po' questo lavoro, è riemerso anche questo secondo filone di scrittura che un po' c'è anche dentro il lavoro drammaturgico, in realtà l'uso della parola che facciamo anche nella drammaturgia è molto attento a una dinamica vicina alla poesia in qualche modo. E sei anche, diciamo, una persona molto attiva nel territorio, nel senso che la... Abbiamo fatto una scelta, quella di restare qui e quindi di provare a confrontarci con realtà nazionali e internazionali, ma radicando un po' il percorso in quello che per noi è importante, perché è una scelta anche in qualche modo di cambiamento che non può che avvenire restando in qualche modo, Certo. ma anche perché ci nutriamo poi nel lavoro che facciamo del viverlo questo territorio. Non sarebbe così, no? Anche potendo in qualche modo da fuori avere più occasioni sarebbe più difficile poter portare questo nostro immaginario dentro il lavoro che facciamo. L'immaginario che ha anche a che fare col posto in cui ci troviamo noi adesso. Dove siamo? Perché qua noi vediamo una struttura abbandonata col tetto ormai Sì. scoperchiato. Che cos'era prima? Questa era una casa di campagna con stalla annessa, era il luogo in cui con mio nonno, i miei zii, i miei genitori venivamo spesso e volentieri, perché è al centro di questo luogo che è stato molto importante nella mia infanzia, che è un piccolo bergamotteto con annesso anche una collina coltivata ovviamente in maniera differente e che ha per me una storia importante, perché è l'esito della lunga emigrazione in America di mio nonno e grazie poi a questo piccolo bergamotteto che lui è riuscito a costruire tornando dall'America, pur essendo già grande, una famiglia e da questa famiglia vengo anch'io. E poi è il luogo dove ho passato momenti molto diversi e tutti per la mia formazione molto importanti. E quindi possiamo arrivare anche al punto cruciale di questo incontro, cioè tu sei anche l'autore della poesia che oggi andiamo a Sì, conoscere. sì, sì, la poesia Ah, fa parte di una raccolta che è uscita durante il lockdown per Mesogia Edizioni, Ossa di Crita si chiama appunto, è la poesia che apre, che dà il titolo. La poesia si chiama Cullossa di Crita ed è legata a questo posto, nel senso che racconta di questa memoria ancestrale, di questo rapporto con questo luogo, ma non in una maniera nostalgica, provando a far riemergere queste vibrazioni che un po' hanno costruito il mio modo di sentire il mondo, partendo da qui. il titolo Cullossa di Crita, per chi non è molto, diciamo, del territorio, che significa? Letteralmente significa con le ossa di argilla. Fa riferimento ai piedi affondati nella terra bagnata quando si irrigava la notte, specialmente. Ed è come idealmente se questa terra potesse risalire e permearci, no? E nella costruzione un po' di quel sé di cui parlavamo prima, no? E quindi come se anche la nostra struttura più profonda, più dura, quindi il nostro scheletro fosse fatto non solo di ossa, ma anche di questa terra che ci ha nutrito. Questo è un po' il senso. E la poesia è bella perché ha delle, insomma, delle immagini che si susseguono Sì, anche in maniera molto, molto pittorica. assolutamente, sì. Ce le vuoi raccontare un po'? Sì, 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 no, ma la descrizione è appunto un attraversamento a volo d'angelo in vari momenti dell'anno per come io vedevo cambiare questo luogo, nei colori, negli odori ovviamente, anche nei suoni, perché tutto questo è anche relativo al momento dell'anno. E poi c'è questa notte che interviene nella parte finale della poesia e che rimanda soprattutto nell'immagine finale a questo cielo incredibilmente presente e pungente che io mi ricordo da bambino quando non c'era l'inquinamento luminoso che c'è adesso, sembrava pungerti quasi. Ed è un qualcosa di irrecuperabile in questo momento se non vai in luoghi molto diversi della Terra. E quindi è un po', no? Un riferimento a qualcosa che abbiamo perso ma che è lì e che dobbiamo recuperare. Va bene, grazie Massimo. Allora vi lasciamo a questa bella poesia di Massimo Barilla, Cullossa di Crita. Grazie. Grazie a voi. Cullossa di Crita. Io mi ricordo la terra all'umberno, ridiri cu vuci di trono e una cruci signata a luponti.
Io mi ricordo la strada che porta al passo, a curriri e anchianari e lipedi infundati in tal'erba e luciatu, dassato chiù arretu. Chiamarimi di lontano, lu giallo, tra l'occhi, sgargiati di chianto, li sucomeli infundati e lu ventu, firriari di maggio. L'hai un tall'occhi la terra spaccata alla stati, come umano, come faccia di vecchio. Poi la notte l'ugorgo di l'acqua rubata e lustricari di fogli bagnati e noi, con i piedi alla scasa infungari, con l'ossa di crita, e me nonno che grida e furia. Tanto la notti era notti, chiù nera da morti e non velo di luci abbagliato, e ogni stidda era chianto di cielo inchiovato ai nostri pensieri.